Ciao e benvenuto in questo video di mattoscacco.com. Questa che tu stai vedendo è ovviamente una scacchiera normalissima, di quelle che conoscerai benissimo sicuramente, e in questo momento sto giocando contro Fritz 11. Chi ha questo programma sa che ci sono le partite serie, dove sono partite diciamo coi soldi, e dove si può vincere e perdere soldi. Sto giocando in questo momento e anziché guardare sullo schermo che è qui a mio fianco, anziché giocare sullo schermo, a me piace riportare le cose su una scacchiera vera, perché secondo me vedere sempre su uno schermo in 2D o comunque in 3D dopo un po' è stancante, mentre una scacchiera vera ha sempre il suo fascino. Io sto giocando con l'Ero e ora c'è questa mossa iniziale di pedone da E2 a E4. Prometto che sono un po' arrugginito con le aperture, quindi cercherò di fare quelle più classiche. Pedone E2 E4, alfiere C4. A questo punto io risponderei, allora, alfiere C4. Come si può rispondere a questa mossa? Con cavallo F6 probabilmente, andando a minacciare il suo pedone, quindi lui è costretto a difenderlo col cavallo, anche se so che esiste subito anche il sacrificio in F7, ma mi sembra un po' prematuro. Tra l'altro in una partita al circolo degli scacchi un candidato maestro mi disse che quando il tuo avversario gioca alfiere C4 la risposta più forte secondo lui era alfiere C5. Cavallo C3, mossa tranquilla per difendere il proprio pedone. E a questo punto come ci possiamo sviluppare? Vorrei cercare di evitare la struttura simmetrica con cavallo e alfiere in C5, perché comunque il nero, ricordiamoci che è sempre indietro di una mossa e può avere degli svantaggi. Tuttavia, se gioco alfiere C5 e pedone in D6 dovrei trovarmi abbastanza bene. Allora, poi ci sono eventuali inchiodature di alfiere qui, quindi gioco alfiere in E7. Pedone D3 per sviluppare l'alfiere camposcuro, e a questo punto io potrei già arroccare senza troppi fronzoli, anzi credo che forse sia la mossa che è più forte in questo momento. Quindi arrocco e Fritz mi risponde con cavallo in F3, andando a minacciare questo pedone. Ora, come lo posso salvare questo pedone? Con cavallo qui e con spinta di protezione qui. Tuttavia io ora temo la spinta da D3 a D4. Vediamo un attimino come si può giocare qui. Tra l'altro al più presto penso che farò questa mossa qui perché vorrò liberare anche il pedone in F. Ricordiamoci che io, a differenza del bianco, ho anche la spinta di questo pedone qui, che è molto forte e può sostenermi anche un eventuale attacco al centro. In questo modo io gioco
D6, arrocco, e ora alfiere 6 secondo me non è proprio il meglio che ci sia, anche perché dopo un eventuale cambio e cavallo in G5, dopo questo pedone qui sospeso, quindi bisogna trovare sicuramente di meglio. Per esempio una bella inchiodatura con l'alfiere qui secondo me ci starebbe benissimo, anche se dopo una spinta qui l'alfiere rilegato qua, non so. Potrei optare per una spinta eventuale in C6, facciamoci questa inchiodatura, va? Alfiere in G4, H3 come immaginavo, alfiere H5, alfiere E3, sostenendo ancora di più questa spinta. Ora devo iniziare a sviluppare questo cavallo, bisogna solo capire se conviene più metterlo qui per eventuali salti anche in questa direzione, oppure sostenere poi questo cavallo, oppure piazzarlo qui controllando il centro. Vediamo un attimino, ragioniamo un attimo. Ok, quindi questa spinta di pedone, una volta che ho messo il cavallo qui, in realtà non mi fa molta paura, anche perché il mio avversario è costretto a giocare prima G4. Ok, cavallo C6, G4 come detto, e ora il mio alfiere è qui a non far nulla. Avanzata ulteriore, e ora ho un bellissimo avamposto qui che andrò a sfruttare con cavallo in H5. Dopo spinta di pedone io posso non accettare il cambio, quindi va benissimo così. Fritz intende raddoppiare. Quando Fritz raddoppia la posta in gioco significa che è molto sicuro di vincere. Anche l'ultima volta fece così, però la partita finì pari. Allora, un cavallo lì insediato non mi piace mai, però evita che io metta il mio cavallo lì. E questo cavallo non posso toglierlo per ora. Posso spostare il re come dicevo e far sì che questo pedone entri a fare qualcosa ed eventualmente anche il mio alfiere poi rientri in gioco in questo modo. Quindi ora sicuramente, beh, se perdo l'alfiere camposcuro, amen, però devo togliere il mio re da quell'inchiodatura. Donna e 2, facendo comunicare le torri, e ora posso giocare anche addirittura un bel F5. Vediamo cosa succede dopo vari cambi, Sì, secondo me F5 è la mossa che mi permette di tornare in gioco alla meglio. Attenzione, alfiere
in D2. Ora qui la cosa si fa molto interessante, posso decidere se continuare questo gioco molto pericoloso e dopo questo c'è il pedone qui minacciato, quindi lui probabilmente giocherà così e il gioco è piuttosto bloccato. Dopo un eventuale cambio c'è la presa di pedone e lascerebbe questa colonna semiaperta. Allora, poi non è detto che qui deve succedere per forza qualcosa adesso in questo momento, però cioè dopo un cambio al centro la situazione è questa e posso sicuramente sì, cavallo e alfiere, no, questa è da escludere assolutamente. Potrei sacrificare la torre per cavallo, guadagnare spazio qui e avere una torre in più, non lo so quanto convenga questo gioco. Sacrifico la mia torre e praticamente ho questi che sono fortissimi col cavallo che può entrare. Io quasi quasi giocherei così, anche se fare dei sacrifici con un computer, la mia esperienza mi insegna che non è mai una cosa buona, però forse in questo momento, per non fare di nuovo una patta o altro tipo di giochi scadenti, forse questa è la soluzione che mi dà maggior vantaggio. Vai, proviamo questa qui, abbiamo detto. Attacco, pedone per pedone, e a questo punto noi abbiamo detto torre per cavallo. Donna per torre. Vediamo se è meglio mangiare subito o posizionare prima il cavallo, perché poi la donna per esempio potrebbe andare qui e potrei prendere questo pedone, ma me ne faccio qualcosa io di quel pedone? No. Vediamo un attimino, ritorniamo alla posizione originale, che lui potrebbe sempre giocare questo, che mi mette fuori gioco completamente il cavallo, quindi forse è meglio farlo entrare subito in gioco, anche se ora se io mi libero di questi pedoni secondo me è meglio. Cavallo, donna probabilmente qui, tanto mica la donna torna per proteggere quel pedone. Donna qui e a questo punto il gioco è un po' fermo perché questo è protetto. E l'alfiere non può andare da nessuna parte, se spingo il pedone cambia e sono fregato. Quindi no, niente, bisogna assolutamente cambiare questo pedone qui. Torre in F va in D1, attenzione, e ora posso fare sì quel giochetto che avevo in mente io del cavallo.
cavallo in D4, donna qui. Ci sono un po' di possibilità ora. Devo sicuramente riuscire a spostare la donna da qui, perché devo mettere una torre da questa parte qui, ovviamente in modo tale che sia protetta. Quindi anche la mia donna mi sta creando abbastanza problemi. Però è vincolata ora a difendere questo alfiere, non posso toglierla per esempio così. Allora, intanto azionerei in gioco il mio cavallo, questo è poco ma sicuro, che qui è sempre una bellissima posizione. Donna in G4 come avevamo pensato. Ora c'è un bellissimo gioco qui, però ci deve essere qualcuno che mi difende quel cavallo. Se io rafforzo questo cavallo ad andarsene, per esempio, questo cavallo se ne va, se può andare qui, però poi ho questo pedone debole con torre che punta qui, quindi non so quanto mi convenga. Devo trovare un piano che mi continua a mantenere in vantaggio, non lo sono, però in vantaggio di iniziativa sì, quello sì. Ora il bianco si sta difendendo e devo far sì che il mio sacrificio non è stato in vano, non è stato vano. Allora vediamo un pochino come possiamo agire qui. Io mi devo liberare di questo cavallo che mi sta veramente rompendo tantissimo, quindi io devo giocare cavallo qui, così ho i cavalli che controllano praticamente il centro, perché questo cavallo qui non mi serve nulla. Per andare qui devo togliere questo cavallo, quindi ora faccio questa mossa bruttissima, so proprio a priori che è brutta, anche perché poi la donna può entrare qui, aiuto. Però devo attivare questi pezzi. In più la mia donna può uscire anche di qua dopo eventuali cambi e la mia torre finalmente può andare via. Se io invece no, devo togliere questo cavallo, dai, perché se lui cambia. Però c'ho l'alfiere attaccato da due pezzi, che stupido, me ne sono accorto solo ora. Ok, qui deve succedere qualcosa. Se evitassi il cambio, tipo così, cambio, mi si riattiva il cavallo. Se io faccio il cambio, abbiamo questa situazione un po' inutile. Sicuramente lui deve sbarazzarsi di quell'alfiere e l'abbiamo capito. Se io vado con l'alfiere qui, la cosa è carina, però poi ho sempre la donna relegata su questa diagonale. E non posso andare via per riattivare la torre. Questa mossa non è male, però ha questo problema qui, ha questo difetto che la donna poi deve sempre difendere l'alfiere e la sua donna rimarrà qui perché sta benissimo. Se faccio così perdo la protezione dell'alfiere. Se io poi cerco di rientrare in questo modo, cavallo, cavallo, pedone. Allora, qui sicuramente l'alfiere nero mio gioca un ruolo essenziale perché il bianco può fare poche cose.
Ma se giocassi per esempio cavallo F6, F6, se la donna prende c'è il doppio qui. Se, e quindi è costretto a spostare la donna, e questa è già una grandissima cosa. Sposta la donna e non può andare praticamente da nessuna parte se non qui. Però poi qui è guadagno. Oh, forse abbiamo trovato la soluzione buona. Così, ed è costretto a o mangiarmi il cavallo. Se mangio il cavallo io rientro con l'alfiere e sono abbastanza contento, non contentissimo, ma almeno faccio rientrare in gioco questo cavallo. Se mangio con l'alfiere invece e io mangio questo, lui poi mi mangia la donna e io poi mangio l'alfiere e siamo punto da capo. No, lui mangia anche un cavallo, guarda, vado anche a perdere addirittura. Quindi anche questa mossa è bocciatissima, purtroppo sembrava la soluzione a tutti i nostri mali, invece no. Che situazione. E se io rientro con questo cavallo? Questa mi sembra buona. Però cavolo, il cavallo qui è veramente fortissimo, mi spiace troppo toglierlo. Non proprio troppo. E rientro, posso fare così poi. Che non è male, assolutamente anche questa. Quindi, niente, alla fine gioco questa. Però, che cacchio dico? Chi è che difende questo cavallo? Nessuno. Alfiere qui, no, non mi piace, non mi piace per niente. Se lo faccio rientrare indietro mi piace ancora meno, però avrei possibilità in questo modo di fare uscire gli altri pezzi. Allora, praticamente le abbiamo viste tutte le soluzioni che si potevano utilizzare le abbiamo viste, abbiamo visto che non funzionano e a questo punto se io cambio gli facilito il gioco, quindi cambiare non voglio fare, piuttosto lo ritiro da qualche parte, piuttosto lo metto qua. Cavallo, alfiere qua e siamo tutti felici e contenti. Vabbè dai, facciamo così, così se fai il cambio sono anche contento perché proprio quel cavallo lì mi sta veramente sulle scatole. Anche se forse questa è la mossa più brutta che abbia mai visto fare. Cavallo, pedone. E sono costretto a metterlo qui, che proprio fa schifissimo. Ritirata. Alfiere e 3 per liberare la torre
e basta per liberare la torre. Se fa questa spinta F2 F4, allora intanto facciamo qualcosa, cerchiamo di fare qualcosa perché ho i pezzi disposti veramente malissimo. Per esempio, proponendo un cambio di questo tipo, la mia donna inutilizzata, ma sì, facciamolo. Cavallo B4, un sacco di bellissimi pezzi ma che non posso utilizzare, incredibile. E io non voglio rendere questo punto debole, lo so che lui vuole che io faccia questa mossa, ma non lo farò mai. Ora c'è questa bella casa, questa bella diagonale bianca che non riesco ad occupare e questa torre che non riesco a liberare. Se intanto faccio, per esempio, donna F8, non sarebbe male. Donna F8 con l'intento di qui c'è la sua di donna, questo qui va tolto, questo cavallo qui va tolto assolutamente da qui. Cavallo qui, lui mi ritorna qui. Beh, si può provare. Se ritorna qui, io rigioco questo. E se invece non ritorna qui e fa qualcos'altro, tac, tac, sarei felicissimo di perdere questo cavallo e avere la coppia di alfieri che poi mi giocherà in qualche modo. Quindi posso provare, va? Non è anche questa la mossa più intelligente che abbia mai visto, ma si può provare. E dopo un cambio proviamo. Ecco, vuole ancora che io faccia questa spinta, ma proprio lo vuole tantissimo. Allora prima o poi lo accontenterò. E mi sa che è giunto ora il momento di accontentarlo. Ma perché poi tutta la lotta si incentrerà su questo punto. Lui raddoppia le torri, io ne ho solo una. Ed è la fine. E ora se faccio così rilego la torre a questo misero pedone. Che si fa? Potrei anche farglielo mangiare questo pedone, non succede nulla. Me ne infischio, cambio. Che casino. Se faccio questa spinta che lui vuole tanto, abbiamo alfiere qui. Tac, potrei provare a giocare in qualche modo. Ciao, proviamo così, dai.
Alla fine l'ha vinta lui, eh. Questo pedone l'ho spinto. È andato di qua. Io giocherei donna e 7, così libero un po' e controllo un po' più di qua. E difendo anche questo punto. Spinte disumane. Se spinge ancora vado qua. Potrei finalmente, anzi no, questo punto lo devo prima salvaguardare per poi spostare la torre. Quindi facciamo ancora un attimino il suo gioco. Ok, ho giocato così, lui spinge così, ora sono più o meno a posto. Posso mettere in gioco questa torre. A questo punto qui, se ora raddoppia le torri, io gioco torre qui. Cambio. E se io prima di mettere la torre in gioco qui propongo il cambio, oppure posso giocare così, così, così e poi torre qui, che avrebbe già più senso, per esempio. Però lui con torre qui protegge anche quel punto, quindi anche se io faccio il cambio ora, vai, aggiudichiamoci il cambio. Maledetta donna. E se ora cambio io perdo molte chance, moltissime. Anche perché questo punto qui è sempre indifeso. E ora comunque c'è un doppio attacco qui, quindi sono costretto a cambiare le donne e a difendere quel punto o contrattaccare. Gioco torre qui, alfiere qui, buonanotte. Sono costretto a difendere con l'alfiere. Difende il suo pedone e ora rendiamo utile la torre a qualcosa. Torre qui. Ora il cavallo qui è in un bellissimo avamposto e ce lo piazzo. Cambio. E andrei ovviamente di torre. Torre qui che punta sempre verso questo. E il mio cavallo, il mio alfiere campo chiaro, che ci fa lì? Il mio cavallo, che cosa serve lì? Boh. Dobbiamo riattivare questi due pezzi. Alfiere qui, puntando qui. Se io propongo il cambio, lui va qui. Con l'alfiere vado qui, sposta la torre e non
abbiamo combinato un bel niente. Ora c'è appunto questa minaccia di alfiere in C8. Quindi per evitare questa minaccia mi conviene tornare qui con la torre. Ok. Raddoppio di torri, cos'è? Vuole sacrificarsi? E ora posso proporre anche il cambio. Anzi, ma se io riattivo il cavallo così e così sarebbe già più carina la cosa. Sì, faccio così. Torre qui e io ora faccio qui e lui si può mettere qua e siamo tutti felici e contenti e posso riattivare il mio alfiere in qualche modo. Quindi ora la posizione è così. Quindi sì, riattivo il mio cavallo, anche se il cavallo li protegge qui, io potrei ora... No, non potrei nulla. Niente, cavallo in G5, alfiere qui, come avevamo detto, e ora ho un bellissimo alfiere che deve fare qualcosa, se ne deve proprio andare da lì. Quindi per esempio può andare qua, l'unico buco dove può fare qualcosa, e andare poi qui e qui, e siamo a posto. Ok, mi sposta il cavallo, lo mettiamo qui e l'eventuale avamposto lì, vediamo se decide di cambiare il suo alfiere. Torri qui e io a questo punto sfrutterei, non so se mi conviene più cavallo qui o cavallo qui. Qui è costretto a perdere. Vediamo dove mi conviene andare. Secondo me questa è una posizione infallibile. Qui è... come si può difendere da questa... Se per esempio va qui, si difende e io non ho ottenuto nulla. Quindi cavallo qua. Cambio di cavallo. Vediamo quanto conviene. Meno conviene per nulla. A me non conviene per nulla, però d'altronde dove voglio andare? Di meglio non ce n'è. Il cavallo qui era in una posizione forte, se scambia i cavalli alla fine vince lui perché è in superiorità di materiale, però cambio e alfiere. E a questo punto il finale è tutto da giocare. Comunque mi arrendo perché giocare un finale con un
con un software è sempre difficile, però è stata comunque una partita vincente, spero che vi sia piaciuta. Ciao ragazzi!